Non abbiamo parlato dell'alta velocità, ma insomma, io l'ho detto anche ad Umberto Bossi, cioè noi parliamo spesso di Lombardo-Veneto, ma se uno ci mette 3 ore da Venezia a Milano, cioè, gli viene male, perché cioè, quasi quasi come andare a Vienna o da altre parti. Dico che è fondamentale la via di comunicazione, dico che sono convinto che l'alta velocità in Veneto debba arrivare, perché è comunque una grande opportunità per il Veneto, perché significa proiettare il Veneto in una realtà, come realtà non solo nazionale ma anche internazionale. Pensi al turista che deve programmare, pensa al Goethe, no? Se dovesse programmare oggi una visita dice vabbè sì, ciao Venezia, bello il Veneto, però poi c'è un casino per arrivare a Roma o andare da qualche altra parte. L'alta velocità rischia di tagliarci fuori la mancanza dell'alta velocità. Sotto il profilo turistico io sono molto preoccupato. Pensate all'Expo con l'alta velocità, 2015, purtroppo non ce l'avremo, ma l'Expo con l'alta velocità sarebbe stato un Expo Lombardo-Veneto, del nord-est, definitelo come volete, e questa è la grande sfida.